Saluti a todos, mi sentite? Sì. Voglio tornare grazie a nome del suo partito meu, all'organizzazione Proces Costituente, a sorre Teresa Forcades e a tutti i soggetti che hanno fatto in maniera di ponere in pe questo appuntamento importante. Sono onorato di rappresentare la Sardegna e Sono onorato di rappresentare... Si sente, sì. Sono onorato di rappresentare la Sardegna e il suo partito meu, Progress Progetto Repubblica de Sardegna, ed è poter compartire con tutti voi un destino fatto dai medas problemas comunos e dai medas isperas, per un tempus benidore, mengius per i populus nostros. Antes di cominciare, sarà lata a Boscheggio portare i saludos della presidenza del suo partito meu, una femmina e un uomine, casa questione di genere, noi bitenimus, noi scetti in sa forma, ma finza senza sostanza. I salutos dei rappresentanti istituzionali, i sindicus e i consiglieris, e di tutti i attivisti che hanno a seguire con interesse i traballos di queste 2 dies. Sa nazione mea, sa Sardegna, è un'isola pitticca, e manna in su proprio tempo, chi sta sul centro del Mediterraneo e chi è scomposta da 377 comunità, per una mannaria di 24.000 km². È una terra antica, geologicamente, non è sismica, con 1.000-6.000 di anni di storia. La storia nostra è comune a medas popolo, fatta da temporada lucente e da stagioni scure di dominazione. Uno periodo glorioso in cui siamo stato buono a sviluppare civiltà importanti, scommente sul tempo che abitiamo, sul nascere della civiltà nuraghesa. A Beru, un segno prezioso della maniera nostra di stare in sul mondo. Ora a Barant è questa meravigliosa, 8.000 nuraghes, tempio maestoso, con 4.000 anni di storia, gallo presente in cada luogo del suo territorio nazionale sardo, che ha caratteristica primaria del suo paesaggio nostro. A Barant, i primi esempi di statuas a Giruvreno, fins a precedentes a statuas grecas, il gigante del Monte Parama. Agattados in primos anni 70 in sa costera centro-occidentale della Sardegna, è scarecido pro 40 anni in parastaggio dei superintendenzias del Stato italiano. Sa Sardegna è un museo aperto enorme, per densità dei giassos archeologicos e per la ricchezza della varietà del suo patrimonio archeologico, o in parte in arrischio ad olu proprio del suo ruolo delle superintendenzias italianas e del suo maneggio faddido dell'azienda culturale, sia per questo che pertocca l'identità collettiva nostra e sia per questo che pertocca l'economia nostra. Pustis besistados a temporada tanto gloriosa des giudicados, in sul medioevo nostro, dal suo 900 al suo 1400, quando la Sardegna è stata capace di sviluppare un modello di Stato unico, con sua sovrania in manos della comunità e con una delle prime costituzioni moderne narrata a Carta de Logu. Amparo fins al dettando des diretto des feminas e del suo territorio. In su 1409, sos sardos sono derrotados dai scalalanos aragonesi in sa battaglia del Sedori. Un arrogo di storia che nos ha abituato a 2 aras opposte in sandala desi storia. 20.000 sadros, un esercito del volontario, ben distrutto da esa potenza dell'esercito catalano, e da esora comincia su periodo nostro di sottomissione. 615 anni in libertà. Dai su 30 dell'Ampadas 1409, Saden noi ammentiamo la derrota drammatica della battaglia del Sedori fino a ora. 615 anni in cui a decidere per noi su un Stato atteros, promedio di passaggi istituzionali differenti, fino all'ombra e alla dominazione italiana, con suo passaggio a Sareo Savoiardo. Questa in piccolo si storia nostra, e noi si agattant in maniera precisa e raiginas della condizione economica, sociale e culturale in noi nos agattamos oe. Questo è un arrogo di storia che l'istruzione pubblica italiana burrat, con sa volontà e sente di burrare l'identità del suo popolo nostro. Un popolo che non conosca questa storia sua non ha potere mai fragare sul tempo benidore cosa sua. Sa perdita della dipendenza. 160 anni di storia italiana in Sardegna hanno comportato un processo di mutamento sociale, economico e culturale di importanza mannameda. I 7 oi però
Podemos misurare gli effetti del certo severo disastroso fatto in ultimo decennio della classe dirigente sarda unionista e del suo governo italiano. Amos a fare qualche esempio che manca di non sia completo, torna su un elemento del resumo che può ponere in luce le contraddizioni che oggi vive sul popolo nostro e le visioni per suo benidore che dianta a poter concretizzare. Pro questo bisogna questionare le gerarchie militari, le demografie e le infrastrutture, l'industria chimica. Bisogna affidare le sovranie e le dipendenze, del processo di burramento dell'identità nostra e del processo di colonialismo territoriale che sono capaci di distruggere le risorse nostre e di fare la Sardegna più povera e più pronta a parare fronte alle sfide del suo tempo benidore. Non possiamo che partire dal suo dato demografico, l'elemento di fondazione di cada si sia a ragionamento a pizzo del suo benessere di una popolazione, a sa base di condizioni di salute sua e della possibilità di tornare a nascere. Dunque, oggi in Sardegna teniamo 1.600.000 abitanti e per la prima volta questo dato nos dona un segno drammatico di diminuzione. Tante chissà internazionale di statistica italiana ha affermato che in Sardegna su 2050 la popolazione ha da essere del pago del plus di 1.200.000, con una ruta di 400.000 abitanti. Dato drammatico, che anda ad impare con un processo spramoso di invecchiamento della popolazione e una ruta di sudato del nascita ad un livello intris più basso del suo mondo. In suo proprio tempo, sprus di una quinta comunità sarda tenne su destino di scomparire e già oggi si registra una popolazione più bassa di quella che teniamo in su 1861. Sanno orribili desunità dell'Italia. A tutto questo tocca ad aggiungere i processi migratori sempre più forti che impara esattero fattori sono facenti della Sardegna una delle terre più spago popolate dell'Europa e dunque a rischio del processo speculativo. Politiche sociali, economiche e culturali che sono cancellate sul tempo benidore nostro. La presenza militare in Sardegna pro narrare è un problema che piega mega sentito conforme a misura che impriamo per ducastiare. In plus delle conseguenze economiche e sociali tocca da ponere in chiaro gli effetti a pizzo dell'ambiente e della salute e finché si limita all'impreo libero del suo territorio da parte delle popolazioni. Già che in Sardegna è un'isola in mezzo sul Mediterraneo occidentale, in tutte le edadi intento importanza militare e strategica a manna. È stata sempre desiderata dalle potenze coloniali del suo tempo. Sono pruso manco 35.000 isettero la sutta delle gerarchie militari italiane, pari al 65% di tutte queste italiane, che dunque non fanno la regione più militarizzata d'Europa. Bisogna 3 poligoni, Chirra, Cabo Teulada e Cabo Frasca, e a questas si deve aggiungere altre basi militari sparsinate sul territorio. Tutte queste basi e i poligoni militari tornano alla difesa italiana e il comando NATO e statunitense. Le autorità locali non hanno nessuna per una possibilità reale di intervento né di negoziazione. Tutto passa per medio dei canali del suo governo centrale. Del più di 60 anni in amministrazione locale non tiene per una idea del gusto che si fa in satera ala del suo filo spinato. L'addestramento dei struppas, l'esercitazione, sperimentazione di disarmamento e della chirca. Ormai esistono le conseguenze medas grae delle attività che spoligono a pizzo dell'ambiente e della salute e della popolazione, che vive accanto e finza a pizzo del straballatore militare e tutto. In sa frazione di Chirra, accanto sul poligono del Susarto di Chirra, a pizzo di 100 abitanti a OE si sono registrati meda casos di linfoma e leucemia rara, con una percentuale 1000 de borta scusa normale. In isbizdat de Foghesu e de Scaleprano, all'acna dessa base, sa percentuale di malformazione a Sannaschida, accattata, sa sommigia di scelta accusa de slogo in una besi stata sa guerra, commenti in Bosnia, commenti in Iraq o in Afghanistan. È un fenomeno che ha piegato sul nome del sindrome di Chirra,
un numero que indica regole una serie de malaltías causadas das nanoparticelas de metalos grai, uranio impoverito e altri materiali tossicos che sono perduti in esplosione e sparsinati in ambiente. Il popolare su territorio serve di finza a custo, a donare partes enorme della nazione nostra a esercizi di guerra. Tocca da pensare finza che in Sardegna non si pone dinare per infrastruttura, franco chi pro is galeras. La Sardegna tiene indices più bassi per infrastruttura stradale, ferroviaria, energetica, poi infrastruttura sanitaria, ma di altra maniera tutto sovrano per is galeras del Stato italiano è stato fatto in Sardegna, con l'apertura dell'istituto SNO e smaniamento del gusto che bifiante già, per fare della Sardegna una mega isola di confino e non portare tutti i delinquenti più pericolosi della criminalità organizzata italiana, mafiosos, camorristas. La questione lingua sarda. La Sardegna tende un patrimonio linguistico ricco meda. La lingua principale su sardo è documentata già da su XI secolo. Tenete una letteratura ampia e una produzione di documenti manna. Su sardo oe è studiato in medas università d'Europa e del mondo. A su sardo si deve aggiungere esatta lingua minoritaria, come su tabarchino, questionato in sud-ovest della Sardegna o su sarducosto, questionato in sud-nord dell'isola, o su catalano aligheresu, allegato in sud-nord-ovest della Sardegna. Su chi abbiamo passato e passamos in Sardegna per mano del Stato e della scuola pubblica italiana è davvero uno genocidio culturale. Oggi in dia non è riconosciuto sul diritto dei sardos di imparare in maniera libera in ogni circostanza e in cada media la nostra lingua storica nazionale. Le leggi regionali sono medas lebias e l'unica legge del Stato in questa materia manca di ammeggios del gusto che bifiate in antis, tenet paga conseguenze. È un'applicazione fatta finza a plus minore della giurisprudenza e dei seberos politico del Stato e della regione autonoma. L'Italia non ha galo rezzido in maniera plena la Carta Europea delle lingue delle minorie nazionali. La questione linguistica sarda pertocca a si sfera dei diritti e a si sfera dei processi culturali. Pro questo tiene conseguenze finza a pizzus della situazione di scuola sarda. È stato ipotizzato dai carchi studiosi che sul tasso di dispersione scolastica e tutto, aici arte in sisura, sia legato in qualche maniera alla culturazione forzata in italiano e all'esclusione dei limbas sardas dai curricoli scolastici e universitari. I studi recenti hanno confermato che spippio pesato con sa conoscenza de due o più limbas veicolari risultano essere più abisso dei spippiedo che conoscono la lingua ebbia. Progusto in progress con uno dei laboratori suo dedicato in maniera specifica ai limbas, abbiamo elaborato una proposta di politica linguistica che prevede l'avvaloramento e l'impiego dei limbas in cada settore. La nazione sarda non tiene su controllo dei tributi pagati cada anno in territorio suo e nemmeno in desconosce su tante preciso. Da questa premessa nasce la contiera di entradas. Da uno studio fatto a Sagabu degli anni 90, a poi confermato in anno seguente dai vari enti e istituti fino ai statali, risulta che lo Stato italiano non ha donato alla regione autonoma Sardegna una parte manna della parte di imposte statali che spettia a essa pro diritto. Su tante di questo versamento mancato, ricordo che siamo questionando di imposte pagate in Sardegna, è stato calcolato in plus o manco 10 miliardi di euro. A ogni maniera, il governo di Roma non ha mai mostrato la volontà minima di regolarizzare la situazione alla politica sarda finza a immoe. Non è mostrata buona di fare rispettare i diritti nostri. Finza in presenza di una sentenza della Corte dei Scontos e della Corte Costituzionale a favore suo. Un altro problema grave per le entrate della Sardegna è la questione delle accise. Vuole narrare le imposte fiscali a piso dei prodotti che derivano dal suo petrolio. Siamo questionando di un'imposta diretta statale, a piso di questa regione nostra tiene su diritto a una percentuale. Manca in Sardegna, vi sia una delle raffinerie sprusmanas del Mediterraneo, Sasaras, dei Fradis Moratti,
che con l'esportazione sua donano un contributo umano su PIL dell'isola, la Sardegna non resti per un'entrata fiscale derivata dai Zazzisas, già che il deposito dei Zazaras, in cui si calcola questo tributo, sono stati esposti in sa penisola, in Italia. In Sardegna Baranduca, sa produzione e inquinamento graemea che beni dai gusta, ma me da pago sbandaccio praticos ed economicos. Su totale dei Zazzisa che la Sardegna perde con questo escamotage è di più o manco 2 miliardi di euro cada anno. Noi del Progress in quest'anno abbiamo portato innanzi meta proposta e collaborato una raccolta di firme per una proposta di legge per agguantare in Sardegna le risorse che si spettano. Questa proposta però è stata serata in un'occasione del Consiglio regionale sardo. I che sappo descritto sono dati ispramosi, che pone in evidenza per il paese nostro un stato di gerarchia a più livelli, militare, industriale, culturale, che non sconta di una terra malata, con più o manco 445.000 ettari, compromissos, siamo sul luogo più inquinato del Stato italiano. In noi promessa di bonifica barra lettera motta, ligata ai periodi delle campagne elettorali. Manca di tutto dato drammatico, qualche dato positivo best e tocca di segnalare. Per prima cosa, la volontà dei sardos di furiare sul paradigma della dipendenza, che lo ha portato in questa condizione. La volontà dei sardos di invertere questo processo. In ultima elezione, il partito mio ha fatto nascere una coalizione politica che poneva in pari forze civicas e indipendentistas. È stata capace di regolare un consenso prosmano del 10%, 80.000 voti, segno evidente di un cambiamento che è succedendo. A nos praga esponere a costaggio questo passo è innanzi importante per l'indipendenza della Sardegna. E la contestita e storica regente che hanno portato altre nazioni in Stato a essere prese accanto a punna comune, che è Scozia e Catalogna. In Saresi che ha presentato a suo partito mio, che mi ha permesso di essere eletto segretario, un punto fondamentale è stato dedicato alle relazioni con voi, con le altre nazioni in Stato, che creiamo in maniera forte che sia necessaria una collaborazione strinta tra noi, e che impare podemos e depimus traballare per fragare una terra dei populos. Pogusto mi pare che serrare questo intervento mentre vende Thomas Ancora, primo presidente del Burkina Faso, Issu, presidente del suo paese più povero del suo mondo, una via narrato. Per ottenere un cambiamento radicale tocca a tenere sazza da inventare sul tempo benidore. Noi si depimus attrivire a inventare sul tempo benidore. Tutto questo che viene dall'immaginazione delle zomine do poter realizzare, de gusto in deso convinto. Tanto noi siamo pronti a disegnare un tempo benidore diverso, per la terra nostra, impari a voi, impari a tutti i popoli che vivono in questa terra. Grazie a tutti.